Scatman's World. Andiamo, raga. Ok. Vai, amore. Amore. Oh. Ecco. Scusa, l'altra dove cazzo sta? Vabbè. Dai. Dai, tesorino. Ah, ok. Ancora ripulire? Oh, bene. Cazzo. Ok. Merda. E muori, stronzone. Ok. Dobbiamo accedere al passaggio. I comandi dovrebbero essere qui vicino. Shepard, cerca di trovare un accesso al passaggio. Non riesco a sbloccare i filmati in presa diretta, ma... Ehi, avete visto? Chi è la donna nel video? È la dottoressa Eva Core. È arrivata circa una settimana fa. Che mi dici? Il passaggio è bloccato. Va bene. Sembra esserci una costruzione qui vicino. Usciremo dal tetto. Da lì potremo cercare una strada. Bene, andiamo. Andiamo. La Oh. tempesta si avvicina. Ma che diavolo? Sembra che l'alleanza resista ancora. Quella rotaia porta agli archivi. Se Cerberus la prende, arriveranno all'ultimo posto di blocco della sicurezza. In tal caso dobbiamo raggiungerla. Comandante, mi ricevi? A malapena, la tempesta sta causando interferenze. Non dirlo a me. Messo in contatti con la norma. Qual è la vostra posizione? Non ho capito. James, puoi ripetere? Qual è la vostra posizione? Maledizione. Quella tempesta sarà qui tra poco. Ehi, credo che sia già arrivata. Oh, ma... Eccola. Questo portellone non dovrebbe essere aperto. Non sembra essere stato forzato. No, bisogna bypassare i protocolli di sicurezza. Qualcuno ha risucchiato l'aria della stanza mentre era. Qualcuno ha succhiato. Sembra che siano morti mentre cercavano di uscire. Questo è brutale persino per gli standard di Cerberus. Luci.
Bye bye. Allora, andiamo di qua. Dobbiamo pressurizzare la stanza. Ci siamo. Abbiamo accesso ai laboratori. Da lì arriveremo alla stazione della rotaia. Ehi, sembra che ci sia una registrazione di ciò che è avvenuto qui. Stazione di sicurezza, mi dicevi? Rileviamo una strana attività qua giù. I protocolli di sicurezza si sono attivati, è tutto sigillato. Dottore, le invierò un rapporto non appena... Ecco. Sta zoccola. Ora sappiamo com'è entrata Cerberus. Avrei dovuto capirlo quando l'ho incontrata. Ero così concentrata a trovare un modo di fermare i razziatori. Fermare i razziatori è l'unica cosa su cui concentrarci. Non è colpa tua. E se avessimo torto? Se non esistesse modo di fermarli? E se fossero i nostri ultimi giorni? Li sprechiamo per risolvere un problema privo di soluzione? Dai, Liara. Lo so, non dovrei pensare a queste cose. Non so come tu faccia. Sei sempre lucido anche nelle situazioni peggiori. Agire o morire non è una grande scelta, perciò continuo a fare ciò che devo. Molto pratico, ma suppongo tu abbia ragione. Li fermeremo, in un modo o nell'altro. Vorrei avere la tua sicurezza. Bene, la porta è aperta. Da lì potremo raggiungere i laboratori e la stazione della rotaia. Bene, andiamo. Merda, sono un pirla. Dai, adesso vedo. E crepa. Merda. Merda, merda, merda. Merda. Cazzo che male.
Ancora che crepa. Porca miseria. Ciao. Ciao. Merda, merda, cazzo. No, allora. Ok. Cos'è questa puzza? Hanno attivato i protocolli di decontaminazione. Il personale è ancora all'interno.